Buongiorno carissimi amici radioascoltatori, un saluto anche a chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Martina Relon in studio per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave. Oggi siamo a lunedì 8 febbraio, andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. A farla da padrone oggi ovviamente c'è la cerimonia di apertura dei mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo, cerimonia di apertura che si è svolta ieri alle 17 in diretta anche su Rai 2. Andiamo quindi alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Trasporto e spettacolo, si legge infatti: Cortina via alla festa mondiale, uno spot per l'Italia che riparte, tripudio di colori, maschere di carnevale, tanta musica per la cerimonia che inaugura la rassegna iridata di sci alpino, e ci sono poi le pagine dedicate dalla 2 alla 5 a cura di Segrafreddo e De Rosa, andremo a leggere subito, e poi c'è il saluto di Alessandro Benettona, pagina 3, qui lanciamo un messaggio di speranza, ha detto nel suo intervento. La foto di copertina è dedicata sempre ai mondiali, a un momento della cerimonia inaugurale a Cortina d'Ampezzo cerimonia che si è svolta sotto una fitta nevicata. E poi ci sono altre notizie, purtroppo una domenica nefasta ancora per la Val di Zoldo, un'altra frana blocca la strada provinciale 251, strada chiusa fino a domani. Ricordiamo che la frana è scesa all'altezza della Galleria San Giovanni e la strada era stata bloccata fino a poco tempo fa, dopo la frana che era caduta a inizio dicembre, che aveva bloccato sempre la strada tra Val di Zoldo e Longarrone, che è ancora una volta chiusa. E poi ancora il pranzo domenicale, tutto esaurito nei ristoranti, c'è tanto bisogno di normalità. Da Belluno a Canale d'Agordo finalmente torna il sorriso a illuminare il volto dei ristoratori. Stiamo parlando dei pranzi che sono stati riaperti dopo il passaggio del Veneto in zona gialla. Andiamo quindi alle notizie che riguardano i mondiali di Cortina 2021, mix di emozioni e show di luci, festa mondiale per Cortina 2021. Nella cerimonia inaugurale la voglia di guardare al futuro, tutti convinti, sarà una grande rassegna iridata. L'articolo di Alessandra Segafredo, che riporta anche alcuni numeri. Sono infatti 13 le gare dall'8 al 21 febbraio che serviranno ad assegnare altrettanti titoli mondiali e un totale di 39 medaglie. 600 gli atleti che si alterneranno nelle 2 settimane di gara, atleti che provengono da 71 nazioni. Sono 3.500 le persone coinvolte tra addetti ai lavori, volontari e membri delle federazioni, di cui 450 uomini che lavorano sulle piste e 550 i media accreditati. 140 le telecamere posate per la produzione TV e 5 le piste iridate, 4 per le gare, una dedica alle qualificazioni. L'articolo di Alessandra Segafredo inizia così: uno spot per l'Italia che riparte, dello sport, in questo caso lo sci, che va oltre la pandemia. Sotto la pioggia battente che si è trasformata in una fitta nevicata è andata in scena la cerimonia di apertura dei mondiali di Cortina 2021, una cerimonia a porte chiuse senza il pubblico, con circa 200 ospiti seduti davanti al palco sotto le intemperie. Lo spettacolo che ha dato il via alle 2 settimane di gare iridate è stato presentato da Petra Loreggian e ha visto sul palco un alternarsi di musica e danza, con l'apertura affidata a Francesco Montanari e Francesco Gabbani e la chiusura musicale con Gianna Nannini e il violinista Andrea Casta. Sono poi ricordate i principali interventi che si sono susseguiti ieri durante la cerimonia. Emozionato il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Cortina scrive una nuova pagina della sua storia, ha detto: per 2 settimane l'attenzione del mondo sarà su di noi in un momento non facile. Se il 1956 con le Olimpiadi ha rappresentato la ricostruzione dopo la guerra, i mondiali di oggi rappresentano la ripartenza in età pandemica che ci porterà alle Olimpiadi del 2026. Cortina 2021 è il simbolo dell'Italia che ce la fa e che vince. Non ci siamo mai arresi, ha ricordato Ghedina. Poi sono finalmente arrivati i mondiali, ma non sono finite le sfide. Si ricorda poi i talenti che sono passati sul palco, quindi Francesco Montanari, Alfa e Jacopo Mastrangelo, e poi 2 testimonial di Cortina 2021. Cristian Ghedina, il campione di casa, che ha presentato l'esibizione della Nannini, e Sofia Goggia, infortunata a casa, intervenuta in video, che ha ribadito che tiferà dal divano per le sue campagne di squadra, per le sue compagne di squadra. Di grande impatto visivo ed emotivo la performance del Carnevale di Venezia,
Contina Maze, campionessa mondiale olimpica di sci al centro del palco, e le note del Nessun Dorma cantate dall'Arena di Verona, un omaggio ai patrimoni UNESCO veneti. Queste sono state esibizioni, ricordiamolo, che hanno suscitato anche polemiche sui social. Non tutti hanno apprezzato che si sia messo in primo piano il Carnevale di Venezia, per esempio. È stato visto come, diciamo, una scarsa attenzione nei confronti del territorio dolomitico, del territorio della provincia di Belluno, che avrebbe potuto essere evidenziato o valorizzato in modo diverso. La pagina è corredata ovviamente da tante fotografie. Gli articoli continuano a pagina 3 con il saluto di Alessandro Benetton, la cronaca del saluto di Alessandro Benetton, presidente della fondazione che cura l'evento iridato. Vincere questa sfida nell'anno più difficile delle nostre vite sarà un onore per tutta l'Italia, ha detto. Dalle Dolomiti UNESCO lanciamo un messaggio di fiducia e di speranza. Ed è riportato proprio l'intervento di Alessandro Benetton, che dice: ce l'abbiamo fatta, a dispetto di ogni difficoltà, nell'anno forse più difficile delle nostre vite abbiamo inaugurato i campionati del mondo di sci alpino 2021. Più e più volte Cortina ha tentato di organizzare i mondiali nella cornice spettacolare delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Per 4 volte Cortina ha fallito, per 4 volte si è rialzata facendo tesoro delle proprie esperienze per tornare a essere capitale internazionale dello sci. Auguriamoci perciò di vivere un mondiale eccezionale, ricco di soddisfazioni e dei momenti da ricordare, ha detto Benetton. Dimostreremo che siamo capaci come italiani di rispettare impegni e fare progetti ambiziosi, senza conflitti o contrapposizioni, per consegnare allo sport un modello di organizzazione e di innovazione che possa ispirare i prossimi appuntamenti internazionali e in particolare le Olimpiadi 2026. La cronaca continua a pagina 4, c'è anche il riferimento al saluto di Sofia Goggia, fermata da un infortunio proprio alla vigilia. Il rimpianto di Sofia: è un momento duro, tiferò dal divano le mie compagne. Non è un momento facile, mi piange il cuore a non essere lì con voi, comunque sarà un grande mondiale. Conosco l'impegno della Fondazione Cortina 2021 e di tutti gli enti per organizzare l'evento, tiferò con tanto calore per le mie compagne dal divano. Per chi ha assistito alla cerimonia si è visto anche la grande commozione e anche il dispiacere di Sofia Goggia per non poter partecipare a questo grande appuntamento sportivo. L'atleta bergamasca, in convalescenza dopo l'incidente in pista che ha avuto a Garmisch a fine gennaio, a tirarle sul morale ci ha pensato Christian Ghedina, anche lui testimonial di Cortina, che ha il suo innato ottimismo e con il suo innato ottimismo ha raccontato di quando gli hanno chiesto se potevano intitolargli il salto della pista vertigine. E poi ancora, pagina 5, Feltrin fa le carte alla gara inaugurale, sorprese possibili, spero siano azzurre. Il tecnico bellunese responsabile della velocità del Team Italia, il meteo potrebbe condizionare ulteriormente le atlete. Ricordiamo, ieri è stata una giornata di pioggia e di neve, non ha solo nevicato a Cortina, ma c'è anche stata pioggia e la neve pesante, bagnata, che quindi rende complicato lo svolgimento delle gare. La super combinata alpina in programma questa mattina sull'Olimpia delle Tofane aprirà ufficialmente i mondiali. Attesa trepidante, condizionata dal meteo che ha deciso di mettere subito lo zampino sulla kermesse ridata. È così che ieri è stata decisa l'inversione di manche. Si parte con lo slalom per poi giocarsi tutto in Super G. Un'inversione che può condizionare tatticamente la gara. A rispondere uno dei padroni di casa, l'allenatore azzurro responsabile della velocità, che è bellunese Giovanni Feltrin. Sarà la prima gara in calendario, non c'è un pregresso su cui fondare alcuni ragionamenti, questo potrebbe regalare subito qualche sorpresa, ha detto appunto Feltrin. L'articolo è di Gianluca De Rosa. Personalmente dico che se dovessero esserci davvero delle sorprese al traguardo, mi auguro possano essere di colore azzurro. Detto questo, l'inversione non modifica le cose. Quello che mi sento di dire è che tanto in slalom quanto in Super G bisognerà darci dentro e correre forte se si vuole davvero ambire alla conquista di una medaglia. Andiamo avanti, chiudiamo per un attimo il capitolo dedicato ai mondiali, poi lo andremo a guardare anche sul Gazzettino. A pagina 12 si parla di coronavirus.
e si parla anche di vaccini anti-Covid, 1 milione di vaccini nel mirino del Veneto, trattativa nel vivo con i colossi del farmaco. Via libera di Zaia ai negoziati con 2 intermediari autorizzati, sul tavolo le forniture extra di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. L'articolo è di Filippo Tosatto. La trattativa diretta coinvolge 2 intermediari internazionali autorizzati dai colossi farmaceutici. L'obiettivo è assicurare in tempi stretti al Veneto 1 milione di vaccini supplementari in doppia dose. Questo per colmare i ritardi e le riduzioni di forniture nel circuito europeo. Per consentire il rispetto del cronoprogramma che prevede la copertura della popolazione a maggior rischio Covid, quindi dagli over 65 alle categorie più esposte, prima della stagione estiva. Entra nel vivo e assume un primo profilo concreto l'operazione annunciata da Luca Zaia. A condurla sono gli stessi veterani dell'unità di crisi di Marghera che nella scorsa primavera, all'apice dell'epidemia, setacciarono i mercati di mezzo mondo alla ricerca disperata di mascherine, respiratori polmonari e materiali sanitari divenuti introvabili. Ma se a marzo la disponibilità era ridotta al lumicino e scontava l'intrusione di truffatori di ogni paese, oggi le proposte fioccano. Appena la regione ha manifestato l'interesse all'acquisto, le offerte sono arrivate a pioggia, dice il governatore Luca Zaia. Il problema è che spesso dietro le promesse ci sono trascinabarattoli e venditori di fumo. Scremata la lista, abbiamo stabilito un paio di contatti affidabili. E il riferimento per quanto riguarda i vaccini corre a Pfizer, Moderna e AstraZeneca, che hanno sottoscritto contratti con l'Unione Europea, non esclusivi però. I Länder tedeschi, ad esempio, hanno negoziato e ottenuto 30 milioni di dose extra rispetto alla dotazione assegnata alla Germania, e analoghe acquisizioni sono in corso per Gran Bretagna e Ungheria. Né il Veneto è l'unico soggetto regionale sul mercato, ci sono anche Lombardia e Lazio che si muovono da settimane. L'iniziativa veneta muove nel solco delle condizioni ribadite dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, e al più potrebbero incorrere nella contestazione della Corte dei Conti circa l'ulteriore spesa sostenuta. Dall'amministrazione regionale non parlano cifre per quanto riguarda l'entità di esborso di cui si parla, tuttavia il ventaglio ufficiale dei prezzi concordati dalle multinazionali con l'Unione Europea spazia dai $18 a vaccino di Moderna ai 12 di Pfizer fino agli 1,78 euro di AstraZeneca. Quindi l'obiettivo è di far arrivare 1 milione di vaccini in Veneto, o extra rispetto a quelli già dati in dotazione. Per quanto riguarda il cronoprogramma, completata la fase 1, da metà febbraio la campagna di massa. Il 15 febbraio inizierà la vaccinazione di massa vera e propria, articolata per età. Si comincerà dai nati nel 1941, molti sono già stati convocati, e le somministrazioni avverranno, nella maggior parte dei casi, in centri vaccinali individuati ad hoc, ma si procederà anche alla somministrazioni domiciliari nei casi in cui ci sia l'impossibilità certificata di uscire di casa. A pagina 13 si parla dell'emergenza coronavirus nel Bellunese. US Dolomiti, azzerati i contagi tra i medici. In 5 mesi 55 positivi negli ospedali e 22 tra i professionisti del territorio, però non bisogna abbassare la guardia. Ci sono voluti 5 mesi affinché i contagi tra i medici all'interno degli ospedali bellunesi e del territorio si spegnessero in questa seconda ondata pandemica. Da 1 settembre 2020 al 2 febbraio 2021 i camici bianchi ospedalieri che si sono contagiati sono stati 55, i medici di famiglia e pediatri invece 22. Ora i contagi fra i medici si sono azzerati, il peggio sembra essere passato, comunque bisogna continuare a stare attenti. Di questo avviso il presidente dell'Ordine dei Medici Stefano Capelli e il fiduciario Fabio Bortot della FIMG. L'azzeramento dei contagi fra il personale medico dentro e fuori l'ospedale non può essere salutato positivamente. Il risultato raggiunto grazie all'uso dei dispositivi di protezione individuale spero possa essere consolidato con la vaccinazione. E poi ci sono le riflessioni dei sindacati, dello CGIL, Cittadinanza Attiva, per quanto riguarda i Novax, cioè gli operatori che non vogliono vaccinarsi. Le case di riposo e i Novax, non possiamo permetterci di perdere altri dipendenti, si legge in questo articolo di Paola Dallanese. La questione legata al personale sanitario non vaccinato potrebbe aprire un'altra falla nella voragine della carenza di personale con cui stanno facendo i conti le case di riposo. A dirlo gli stessi direttori delle strutture, ma anche i sindacati che lanciano l'allarme. Ci troviamo a gestire da un lato il problema della mancanza di infermieri e operatori sociosanitari passati all'ULSS in questi mesi, dall'altro una situazione come quella delle persone che non vogliono vaccinarsi contro il Covid.
Se soltanto alcuni di noi dovessero scegliere la linea dura verso chi non intende vaccinarsi, c'è il rischio che questi dipendenti decidano di passare ad altre RSA meno rigide, dice Arrigo Boito, che dirige le strutture di Longarone e di Val di Zoldo. La riflessione di Boito trova riscontro nella struttura di Limana, dove l'assessore Di Fontana sottolinea che non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, visto che non è previsto dalla norma, ma dobbiamo anche fare i conti con la carenza di personale che ci costringe a non perdere altri dipendenti. Insomma, una bella gatta da pelare. E Boito dice ancora che tra gli operatori no Covid Vax potrebbe esserci chi non vuole farlo per problemi di salute, ma anche in questo caso il risultato è lo stesso, cioè non c'è certezza che non possa contagiare gli anziani. Un problema che era stato affrontato nei giorni scorsi anche dall'ordine dei medici, quello dei Novax. A pagina 14 si parla dei risvolti economici della pandemia nel bellunese e del suo impatto dal punto di vista economico. Ristoranti affollati, clienti soddisfatti, la zona gialla riaccende la voglia di vivere. L'articolo è di Luca Maciga. In tutta la provincia, a pranzo della domenica da tutto esaurito, finalmente un sorriso anche per ristoratori e chef, si legge. Riaprono i ristoranti, la gente vuole uscire a mangiare, così gli affezionati clienti dei vari locali bellunesi si sono affrettati a telefonare per prenotare pranzo per ieri. Per una volta niente asporto o delivery. Questa è la sintesi del primo fine settimana in zona gialla. La notevole riduzione di coperti non ha tolto il buon umore. Alcuni ristoratori hanno detto che sarebbe importante riaprire a cena, e in questo articolo ci sono le testimonianze del Moretto, del Borgo, di Nogherazza, le Codole in Agordino, la Birreria Pedavena e l'Acero Rosso a Vodo di Cadore. Giornata intensa anche per il ristorante stellato Il Dolada. C'è desiderio di convivialità, dice Rossana Roma De Pra, che è felice, c'è stato tanto lavoro e per rispettare i distanziamenti abbiamo detto di no a parecchie prenotazioni, si legge ancora in questo articolo. Andiamo alla prima pagina di Belluno e cambiamo argomento, pagina 17. Parliamo di Longarone Fiere, dal Consorzio Veneto al Centro Congressi, così Longarone Fiere studia il rilancio. In attesa di 400.000 euro di ristori, il presidente Bellati guarda l'alleanza tra poli fieristici e lavora all'albergo a 5 stelle. L'articolo è di Francesco Dalmas. Longarone Fiere spera di dare presto copertura al deficit creato dalla pandemia con 400.000 euro circa di ristori. Intanto guarda avanti, confermando i più importanti eventi di quest'anno, immaginando un nuovo futuro, magari all'interno di un consorzio tra le fiere del Veneto o attraverso partnership con alcune, come Verona, se non addirittura con Rimini, coniugando mare e montagna. Certo è che Longarone deve ripensarsi come struttura, avvocandosi anche all'attività congressuale e concretizzando il progetto di cui si parla tanto, un grande albergo, il 4-5 stelle immaginato prima dell'emergenza pandemica. L'articolo poi entra nel dettaglio con appunto tutto quello che il presidente Bellati ha messo in campo. A pagina 18, il maltempo nel Bellunese, un'altra frana brocca la provinciale 251, Val di Zoldo ancora a rischio isolamento, fango, detriti, alberi e sassi sono di nuovo caduti prima della Galleria San Giovanni, strada chiusa almeno fino a domani, l'articolo è di Paola Dallanese. Un'altra frana, l'ennesima, la strada provinciale 251 tra Val di Zoldo e Longarone è ancora una volta chiusa, con i residenti costretti a fare il giro da Cibiana per scendere a valle. La frana è scesa all'altezza della Galleria San Giovanni, la prima scendendo da Forno verso Longarone. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto dal movimento terroso. L'allarme è scattato intorno alle 14, sul posto i vigili del fuoco di Belluno con i volontari di Longarone. Sulla strada fango, sassi, alberi, detriti, materiale che ha invaso completamente la carreggiata. Sul tema è intervenuto il sindaco Camillo De Pellegrin. Ancora una volta, dice, ci troviamo di fronte a una frana che limita la nostra mobilità. Quando a dicembre era sceso il materiale per la prima volta, Veneto Strade e le ditte incaricate avevano realizzato un attraversamento per l'acqua di scolo e dei gabbioni di sassi per frenare la discesa del materiale. Di certo più di così non si poteva fare, perché in inverno non si può andare a monte della frana per mettere in sicurezza il versante. Questo intervento potrà essere fatto con la buona stagione e dovrà essere eseguito da personale dei servizi forestali. L'opera, che verrà eseguita in primavera, dice ancora De Pellegrin, dovrà prevedere la realizzazione di qualche infrastruttura che impedisca la caduta sulla strada di materiale.
Ora cosa succederà? La ditta incaricata da Veneto Strade pulirà la strada dal materiale franoso caduto, spiega De Pellegrin, ma finché il tempo non si stabilizzerà non è pensabile riaprire la strada perché il pericolo di nuove scariche di materiale è altissimo. Ancora una volta siamo isolati, dice Camillo De Pellegrin, in un momento in cui essendo in zona gialla ci si poteva muovere liberamente. Credo che lo saremo anche domani, cioè oggi per chi legge, mentre spero che per martedì la situazione possa essere risolta. Comunque, fino a quando non verrà fatta la valutazione su materiale a monte, non me la sento di considerare la viabilità aperta, dice appunto il sindaco. A pagina 19, il primo weekend di zona gialla e i controlli delle forze dell'ordine nelle aree della Movida, sono state multate 3 persone. Il primo sabato in zona gialla per la provincia di Belluno si è risolto con 229 persone e 49 attività commerciali controllate e 3 cittadini sanzionati per il mancato rispetto delle regole anti-Covid. È l'esito appunto dell'intervento effettuato dalle forze dell'ordine nella prima giornata in cui si è potuti tornare a un po' di normalità. I controlli si sono concentrati soprattutto nei punti nevralgici della Movida bellunese, da Piazza dei Martiri a Piazza Duomo, da Piazza delle Erbe a Porta Dante. La settimana appena conclusa ha visto 1.322 persone e 325 esercizi commerciali controllati, 18 sanzioni comminate ed altrettanti cittadini e un titolare di un pubblico esercizio multato per non aver rispettato le regole anti-Covid. Questi i dati a livello provinciale forniti dalle forze dell'ordine. Vediamo ancora, leggiamo ancora un articolo sul Corriere delle Alpi, poi passiamo al Gazzettino. In questo caso siamo a pagina 24 e siamo a Feltre. Doppio cantiere per la sicurezza, ma Canal vuole il ponte Baili. Interventi contro la caduta Massi e sull'argine del Sonna. I lavori commissionati dal Genio Civile e dalla provincia. L'articolo è di Roberto Curto. €500.000 per un copioso intervento lungo l'argine del torrente Sonna, altri 200.000 per mettere in sicurezza il versante della montagna, dal quale continuano periodicamente a cadere pietre e massi che talvolta sfiorano le case e attraversano la carreggiata, fermandosi sull'alto lato della strada. Canale è un concentrato di cantieri, tutti eseguiti in somma urgenza a causa dei problemi di dissesto idrogeologico registrati a monte e a valle dell'abitato. Resta sempre il problema principale per la sicurezza dei residenti. L'ultimo arrivato è di venerdì sera e si tratta di un masso che si è fermato sul ciglio della strada in un punto dove non sono presenti reti paramassi. Non è una pietra particolarmente grande, ma pesante qualche quintale e quindi sufficiente a causare grossi problemi. Ma c'è anche l'idea del progetto di un ponte che è partita da un gruppo di residenti coordinati da Francesco Gallina e raccolta dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Feltre, Adis Zatta. L'ipotesi è quella di realizzare un ponte che offre una seconda via di collegamento tra la frazione e la strada 348 Feltrina, soprattutto per garantire un'alternativa nel caso la strada principale venga chiusa per la caduta improvvisa di macigni. Passiamo al Gazzettino, come anticipavo, nella prima pagina relativa all'edizione del Nord-Est c'è ovviamente Cortina, sfida mondiale, cerimonia sotto la neve per il via ai campionati, oggi le gare, e c'è un momento della cerimonia che è appunto inserito nella foto di copertina. Ma non solo, c'è anche il lancio che riguarda la frana in Val di Zoldo, che è isolata un'altra volta e lo leggevamo poco fa. E poi c'è la riflessione del presidente del Veneto Luca Zaia: piazze piene, le resse le pagheremo a fine mese, le follie del sabato nelle città venete, il governatore, così si rischia grosso. A Rovigo indagine sul virus in ospedale. Andiamo subito a pagina 2, dove si parla appunto degli assembramenti che si sono presentati in Veneto durante il primo fine settimana di fascia gialla. Lo sconforto di Zaia: vedremo a fine mese chi finirà in ospedale. Il richiamo del governatore del Veneto: gli assembramenti aumentano i rischi e c'è un focolaio all'ospedale di Rovigo, per cui è stata chiesta un'indagine epidemiologica sui contagi. Com'è il proverbio: se gli dai un dito si prende tutto il braccio. Il sabato della festa, perché festa effettivamente è stata, ha ricalcato l'antico detto popolare: finalmente in giallo dopo settimane di restrizioni. Il Veneto ha ritrovato la gioia del trovarsi insieme in piazza, baraffollati per gli spritz, calli e vie intasate da Venezia a Padova, passando per Verona e Treviso. Ma non era così che doveva andare: troppa folla, troppa calca. I risultati di questi assembramenti, assieme alla riapertura delle scuole superiori, li vedremo a fine febbraio, ha detto amareggiato Luca Zaia. Che non prenderà provvedimenti non
oggi saranno strette all'ordinanza del Ministero della Salute Roberto Speranza, ma il timore è tutto. Vedremo cosa comporteranno gli assembramenti di queste ore, vedremo se l'esito sarà l'ospedalizzazione di chi era in piazza o di un suo familiare. Quindi ovvio che ci sia preoccupazione, perché se non viene prestata attenzione alle norme di sicurezza, i contagi riprenderanno a salire. Zaia ha detto: la zona gialla non è un concorso a premi, il distanziamento vale di più di un lockdown. Andiamo a leggere ancora qualche notizia. In Italia corrono le varianti, si parla sempre della lotta al coronavirus. Uno studio dice che AstraZeneca non ferma la sudafricana. L'azienda produttrice corre ai ripari, ma il farmaco aggiornato arriverà in autunno. L'infettivologo: test con il siero degli immunizzati per verificare la protezione. In Italia c'è l'allarme varianti del Covid-19. La situazione dell'Abruzzo, dove l'inglese è stata rilevata in centinaia di casi, fa comprendere l'entità del rischio. Analoghe problematiche in provincia di Perugia. Le due regioni, Abruzzo e Umbria, sono intervenute istituendo delle zone rosse locali. Quindi c'è proprio il dilemma delle mutazioni e dell'efficacia dei vaccini. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell'efficacia. Ma risposte più certe arrivano da AstraZeneca. Uno studio condotto dall'Università del Sudafrica e da quella di Oxford dimostra che sulla variante sudafricana il vaccino offre una protezione parziale. La multinazionale sta correndo ai ripari con un vaccino aggiornato che però sarà pronto soltanto in autunno. Andiamo alla prima di Belluno, di Belluno del Gazzettino, e ancora la provinciale chiusa per la frana, la rabbia del sindaco. Parliamo della frana sulla strada che porta in Val di Zoldo. Minaccia valanghe sulle vette feltrine, è molto pericoloso, non avvicinatevi, lo dice il sindaco Federico Dalla Torre, che si raccomanda: non avvicinatevi, non posso far transenare le due montagne, occorre prudenza. E si parla di due fronti valanghivi di 50 metri ciascuno che si sono formati in questi giorni nel territorio di Sovramonte. Mondiali, prima sfida contro la neve, cerimonia d'apertura fortemente condizionata dalle precipitazioni. Per oggi se ne è resa necessaria l'inversione delle gare, e l'abbiamo letto prima su Corriere delle Alpi. Sono le donne, ricordiamo, le grandi protagoniste del Mondiale di Cortina 2021, delle prime giornate, dalla portabandiera alla progettista della pista. Gli occhi di tutti i tifosi e appassionati del Circo Bianco sono puntati su di loro. Oggi c'è il primo appuntamento agonistico che le vede protagoniste sulla neve. In pista per la combinata scenderanno Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. E poi c'è una storia in un articolo riportato da Anna Valerio: il virus riunisce le due sorelle dopo 61 anni. Sono tornate a dormire assieme le sorelle Rosa e Albina Arboita. A costringerle nella stessa camera dell'ospedale di Feltre è stato il coronavirus contro cui stanno lottando. Per quanto riguarda i vaccini, arrivano le scorte, ma le chiamate saranno differite, e c'è l'articolo di Davide Piolle. Andiamo quindi a leggere un paio di pezzi prima di chiudere l'appuntamento di oggi. Appunto ci sono le sorelle che sono state riunite dalla stessa stanza in ospedale, le sorelle unite dal virus. Rosa e Albina Arboit stanno ancora lottando contro il Covid che le ha colpite in contemporanea. Pur nella difficoltà della situazione, l'attenzione del personale è stata una bellissima sorpresa, dicono le donne in questo articolo di Anna Valerio. Il Covid le unisce nella stessa stanza dopo 61 anni. La maggior parte delle storie legate al Covid lascia molta amarezza, tristezza e angoscia, ma ci sono anche tratti di umanità che hanno un risvolto migliore, come quelli risvolti che fanno bene al cuore, come è la storia delle due sorelle Rosa e Albina Arboit, la prima 76 e la seconda 83 anni. Entrambi in questi giorni si sono trovati in ospedale per problematiche di salute diverse, ma con un unico denominatore: la positività al Covid. E così si sono ritrovate nella stessa stanza, nei letti vicini, emozioni forti che però aiutano tanto a superare i momenti difficili di una malattia che ci ha insegnato il peso della solitudine, soprattutto nelle persone anziane. E per quanto riguarda i vaccini, in settimana gli AstraZeneca, convocazioni non immediate, dice il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti in questo articolo di Davide Piolla.
In arrivo anche a Belluno il vaccino di AstraZeneca, le prime 249.600 dosi sono atterrate sabato all'aeroporto di Roma, a partire da oggi saranno distribuite alle regioni e poi alle ULSS, ma quando arriveranno in provincia di Belluno, Sandor Cinqueti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, spiega che non c'è una data precisa, ma sicuramente in settimana. In ogni caso ancora qualche giorno di attesa e poi si potrà pianificare la campagna vaccinale targata AstraZeneca, che è rivolta a persone, ricordiamo, maggiorenni e che non abbiano superato i 55 anni di età, perché l'AstraZeneca ha dimostrato di non essere sufficientemente efficace sulla popolazione che ha più di 55 anni. Nel momento in cui il vaccino raggiungerà la farmacia del San Martino non ci sarà un avvio immediato. Intanto bisogna vedere se arriverà con i criteri di utilizzo che la regione sta definendo in questi giorni, fa notare Cinquetti. Poi, se non dovremo spedire lettere per le convocazioni, potremmo essere abbastanza rapidi a partire dalla settimana successiva. Le possibilità sono due: chiamare per fasce nominative, quindi iniziare con quelli che hanno il cognome che comincia con la lettera A, che si presentano alle 9, con la B alle 10 per esempio, oppure inviare la lettera postale con i disagi noti per le realtà periferiche e con tempi di consegna che possono arrivare fino a 20 giorni. Il vaccino prodotto da AstraZeneca è rivolto a insegnanti e personale di scuole e università, militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, carceri e a tutti i servizi essenziali come i lavoratori dei trasporti e delle poste. A differenza di Pfizer e Moderna, che hanno dimostrato un'efficacia tra il 90 e il 95%, AstraZeneca lavora con un altro virus chiamato adenovirus, modificato per contenere il gene per la produzione della proteina spike del Covid-19. Una volta somministrato, il vaccino trasporta il gene nelle cellule del corpo, è una specie di cavallo di Troia per ottenere una risposta del sistema immunitario. Quindi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, però le convocazioni non saranno immediate, come si legge in questo articolo. E con questo pezzo chiudiamo la rassegna di oggi. Vi aspettiamo domattina alle 8:30 su Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un sereno lunedì a tutti, un buon inizio settimana. Seguiteci sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Grazie a tutti per l'ascolto e a prestissimo, arrivederci.